Il terremoto che sta scuotendo i piani alti della sanità veneta arriva dalla Corte dei Conti, che sta indagando per possibile danno erariale sul caso dei direttori generali di alcune ULSS del Veneto nominati dalla regione, cioè dal presidente Zaia, e poi andati in quiescenza, cumulando così la pensione con lo stipendio da manager della sanità pubblica. Nessuna contestazione a loro, ai direttori generali, ma eventualmente al presidente Zaia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è venerdì 1 luglio 2022, la prima notizia di oggi riguarda la sanità veneta, il caso dei direttori generali di alcune ULSS. In realtà la vicenda potrebbe non riguardare soltanto loro, ma tutti i manager, i direttori sanitari e amministrativi delle ULSS che andati in pensione, quindi in quiescenza, avessero mantenuto il loro incarico e quindi lo stipendio da dirigenti. Abbiamo visto le pagine, la notizia sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, ma come sottolinea il Gazzettino non c'è soltanto l'interessamento della Corte dei Conti, c'è anche la politica, e quindi direttori pensionati e pagati. Il PD chiama in causa Zaia, interrogazione di Vanessa Camani sui 4 direttori generali delle ULSS. Il problema è politico, grave che Flor, il direttore della sanità pubblica del Veneto, è grave che Flor tergiversi, dice l'esponente del Partito Democratico, che ha presentato ieri una interrogazione al presidente della giunta regionale Luca Zaia, firmata da tutti i rappresentanti della minoranza, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, ai Verdi, alle liste civiche. E dice: la regione sapeva per tempo del collocamento in quiescenza dei 4 direttori generali? Questa è la domanda. Ha mai valutato le conseguenze relative alla scelta di incaricare persone già prossime alla pensione per motivi anagrafici? E poi ancora, la regione ha opportunamente valutato l'impatto di questa situazione sulla validità degli atti sottoscritti dai direttori generali dopo il loro collocamento in quiescenza? Infine, la regione, se non l'ha già fatto, intende verificare la sussistenza di simili condizioni relative alla posizione di altri dirigenti dell'amministrazione regionale? Insomma, una serie di domande da parte dell'opposizione che chiama direttamente in causa il governatore e l'assessore alla sanità. Dove sono Zaia e Lanzarin? E da questo punto di vista anche il Corriere del Veneto dà un ulteriore elemento: il caso dei direttori generali pensionati. Titola il quotidiano: gelo in commissione sanità. La quinta commissione del Consiglio regionale del Veneto, la commissione sanità appunto, si è riunita proprio ieri a Palazzo Ferrofini. L'opposizione giudica grave il silenzio di Lanzarin e Zaia, la maggioranza prova a difendersi e dice: sono in corso delle verifiche. La vicenda, riassunta sempre dal Corriere del Veneto: il caso dei 4 direttori generali delle ULSS venete nominati lo scorso anno e poi andati in pensione, sommando la pensione allo stipendio di dirigente, è approdato ieri in commissione sanità. I 4 dirigenti, ricorda il Corriere del Veneto, la scorsa settimana si sono sospesi lo stipendio. Torniamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, dove possiamo leggere una dichiarazione, un virgolettato, del procuratore regionale Ugo Montella della Corte dei Conti. Sì, abbiamo aperto un fascicolo, l'istruttoria è in corso per fare il punto della situazione. Il caso Basilicata che ci ha aperto un mondo, e in questo anche gli articoli pubblicati sono stati utili per poterci arrivare. Come procura contabile abbiamo bisogno di una segnalazione, non possiamo agire di iniziativa, accerteremo se vi siano estremi di danno. Il caso Basilicata, attenzione, fa riferimento all'indagine della procura contabile lucana. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti di Sveglia Veneto. È il caso che ha portato alle dimissioni del vicentino Giampaolo Stoppazzolo, pensionato e manager, da direttore generale dell'ULSS di Potenza. Un caso insomma analogo, parliamo appunto di un manager e pensionato di una ULSS, come
4 ce ne sono in Veneto. Il Consiglio di Stato e il Dipartimento della Funzione Pubblica si sono già espressi contro il cumulo di pensione e stipendio, prevedendo che per chi è in quiescenza una nomina al massimo annuale e a titolo gratuito. Insomma, grande è la confusione sotto il cielo, o meglio ai vertici della sanità pubblica del Veneto, a rischiare, come scrivono Laura Berlinghieri e Roberta De Rossi sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, a rischiare una contestazione e eventualmente il presidente Zaia. Anche se va detto, siamo ai primi passi dell'indagine, quelli dell'acquisizione delle informazioni di base. Ci sono le interrogazioni in regione, come abbiamo visto. Noi intanto voltiamo pagina, proseguiamo con alcune notizie flash. La prima, di carattere regionale, anzi nazionale per un certo senso, sul Corriere del Veneto Matteo Riberto racconta lo scontro sullo Ius Scholae, ma di questo ci interessa poco, della polemica, del dibattito politico sollevato soprattutto dalla Lega contro una proposta che gode probabilmente di un'ampia maggioranza, sicuramente del Paese, vedremo nel Parlamento. Parliamo dello Ius Scholae. La notizia interessante, la notizia di oggi, è che con il sì a questa legge diventerebbe possibile la cittadinanza per 97.000 studenti in Veneto. E quindi leggiamo i dati sul Corriere del Veneto: 97.000 gli alunni stranieri, secondo i dati della Fondazione Leone Moressa, in Veneto, riferiti all'anno scolastico 2019-2020. Per la precisione il totale è 96.856. L'incidenza: quanti sono gli alunni stranieri in Veneto rispetto al totale della popolazione scolastica, cioè i dati sempre della Fondazione Moressa sul 2019-2020 definiscono l'incidenza degli alunni di origine straniera al 14,1% sul totale, quindi 14% l'incidenza sul totale. Ma ancora più interessante è che il 71% di questi 97.000 alunni stranieri che frequentano le scuole venete, ebbene il 71%, lo ripeto, è nato qui, è nato in Veneto. Si tratta della percentuale regionale più alta in tutta Italia, segno, scrive Riberto sul Corriere del Veneto, di comunità straniere fortemente radicate. Abbiamo una dichiarazione, quindi andiamo a leggere ora, alla luce di questi dati, di Elena Donazzan, ancora assessora all'istruzione, al lavoro, alle pari opportunità, nonostante tutte le gaffe, le prese di posizione censurate in qualche modo anche dallo stesso presidente Zaia negli ultimi anni. Ricordiamo rapidamente Faccetta Nera cantata alla radio, le ultime dichiarazioni su Chloe Bianco. Insomma, oggi cosa dice Elena Donazzan? Da 16 anni assessore della Regione Veneto e inschiodabile a quanto pare da quella poltrona. C'è il rischio, dice Donazzan, che proliferino così professionali creati ad hoc solo per dare ai ragazzi stranieri i requisiti per il riconoscimento, qualcosa che davvero bisogna essere fantasiosi per immaginare. Comunque mi chiedo come possa essere il primo commento che si fa su questa proposta di legge. E ancora, dice sempre Donazzan, così si offendono gli italiani. Le risponde l'esponente del Partito Democratico di Verona, Alessia Rotta, dice: sono fuori dal presente, vogliono, pensando di racimolare consensi, non concedere diritti fondamentali, e chiede: è più urgente il gelato? Facendo riferimento a una legge regionale approvata l'altro giorno dal Consiglio regionale del Veneto. Interviene anche la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Palumbo, che dice: l'alto numero di ragazzi coinvolti in Veneto certifica da un lato i forti processi di migrazione, dall'altro l'alto livello di inclusione delle nostre scuole. Quindi insomma sarebbe una buona notizia l'approvazione dello Ius Scholae, la proposta di legge in discussione in Parlamento, che darebbe la cittadinanza agli studenti di origine straniera che abbiano appunto frequentato la scuola nel nostro paese, in Italia. Proseguiamo, ci spostiamo a Venezia, dove arriva la stangata per i turisti
Il viaggio nei vaporetti ACTV passerà da 7,5 € a 9,50 €. Aumentano subito il costo dei bus diretti all'aeroporto e la tariffa del park comunale. Da settembre gli altri rincari, ma chi prenota godrà di sconti considerevoli. Sono esclusi i residenti e titolari della carta Venezia Unica. Tra pochi giorni partirà la prenotazione, la sperimentazione, del nuovo sistema. Gli incassi della Società Veneziana di Trasporti sono passati da 151 milioni di euro nel 2019 a 85 milioni lo scorso anno, effetto naturalmente della pandemia da coronavirus. Insomma, una decisione questa dell'aumento del biglietto volta a favorire il nuovo sistema di prenotazioni che, come sappiamo, ve ne avevo già parlato in una passata puntata di Sveglia Veneto, entrerà in sperimentazione a Venezia a partire da quest'estate, secondo quanto annunciato dal sindaco e dal comune. A Verona una notizia degli strascichi delle elezioni comunali, del ballottaggio. Leggiamo la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: criticò la lettera no gender del vescovo. A Verona un prete rimosso dall'insegnamento. Si tratta di Marco Campedelli, parroco veronese, da 22 anni prestava servizio al liceo Mazzei. Insomma, è stato licenziato dopo aver criticato la lettera del vescovo, una lettera che era arrivata a una settimana dal ballottaggio, in cui il vescovo dava chiare indicazioni di votare chi sostenesse il candidato a sostegno della famiglia naturale contro il gender, e appunto questo prete Marco Campedelli aveva criticato la lettera ed è stato ora rimosso dall'insegnamento. Un caso naturalmente che suscita polemiche e soprattutto una onda solidale in suo sostegno, come scrive Enrico Ferro sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Con questo abbiamo davvero concluso per oggi. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata. Noi torniamo a sentirci lunedì mattina.